Pronto? Sì, sono appena arrivato. Sì, dalla stazione sto venendo, sto controllando il sesto da solo. Mi sembra che è tutto a posto. Sì, la richiesta c'è, ce l'ho la roba. Non mi fare queste telefonate, che è pericoloso. Qua se ci scopri succede un bordello. Sì, ti richiamo io, ciao, ciao. Pasqui. Uè, Ricky. Allora, com'è? Chi parlava al telefono, scusa? Io con chi? Nessuno. Mica stiamo parlando. Come che stai parlando al telefono? Io parlo al telefono. Cosa c'hai lì, scusa? Dove? Lì nella borsa. La borsa. Nella borsa, Pasqua. Non c'ho borsa. Allora, io. Pasqui, non ti permetterò di rovinarti la vita così, va bene? Te sei un ragazzo d'oro dalle mille possibilità. Così ti stai buttando giù. Ma che butta giù? Sono un paio di chili. Ma poi di cosche, se ci scoprono, ma fammi vedere cosa c'è. Cioè, Poi dammi la borsa! Dammi la borsa! Dammi la borsa! Ricky, tu così mi rovini, Riccardo! Se ti sto aiutando! Un giorno mi ringrazierai! Cosa mi salvi? Dov'è la roba? Ho solo magliette qui. Le magliette, che ci Dove devo l'hai nascosta la? Hai visto? Pasquale, ma Che cosa credi che è facile vivere al sud? In questa situazione, vedi che è una vita d'inferno. Non sei libero di mettere una cosa nella valigia che subito ti mettono il tonno. Ogni 2 magliette 8 scatolette di tonno, ti sembra normale a te? Adesso valla a raccontare a tutti. Pasquil è quel che si porta il tonno nei vestiti. Ci avevo messo 3 anni per integrarmi. Pure nel fazzoletto l'hanno messo. Pasquale, ma è tonno. Non giudicarmi per questo. Ti prego, non giudicarmi. Lasciami solo. Lasciami solo. Pasquale, ma è tonno! Ma chi si trova anche a Milano questo, eh? Sì, ma a Milano non c'è il mare. Ho capito il tono, ma queste scarpe sono brutte forti. Ma queste mica sono mie. Questo è del mio trisavolo. Sono 4 generazioni che mettiamo il tonno qua dentro.